noi siamo in compagnia di Giorgio Piazza, voi non lo conoscerete, voi amici della Sardegna, beh, lui è il presidente della Coldiretti Veneto, però la particolarità è che insomma, è stato ben 2 volte campione di rugby. Fine anni 80, primi anni 90, 2 annate fortunate che mi videro con la mia squadra storica della Benetton Rugby di Treviso vincere il titolo nazionale e fu una grande esperienza di vita. Il rugby è uno sport che mi ha insegnato molto e mi ha insegnato anche a essere uomo dentro alle questioni della vita e quindi anche del lavoro e dell'impegno sindacale con questa grande organizzazione che è Coldiretti. Il rugby è anche uno sport abbastanza difficile, bisogna avere un certo fisico e un certo pensiero, una certa libertà nel cervello. No? No, è uno sport incredibile perché mette al centro l'uomo, c'è il rispetto delle persone, dell'avversario ed è uno sport di combattimento che insegna anche una grande scuola di vita che mi ha insegnato molto e che credo possa insegnare molto ai ragazzini. È uno sport che insegna a stare assieme, a collaborare e a vincere l'avversario collaborando, è una grande scuola di vita. Insomma, tutto questo gli è servito anche per poi essere alla presidenza di questa Coldiretti Veneto che tanto sta facendo per tutto ciò che riguarda anche l'agricoltura e non solo. Sì, è un grande impegno, una grande scuola di vita, ma Coldiretti lo è ancora di più perché qui non si fa dello sport ma si fa della vita vissuta, si fa dell'economia, si fa del sindacato, si fanno delle battaglie politiche. Ed è importante in una regione dove l'agricoltura pesa per quasi 5 miliardi di euro in questa regione e quindi con le sue eccellenze come tutte le altre regioni italiane e quindi anche qui trova declinazione la battaglia della Coldiretti. È partita da qua, proprio dal Veneto, la battaglia e l'esperienza del chilometro zero, del menù, il coinvolgimento dei ristoratori, cioè quindi il riaffermare il lavoro del contadino con il suo legame indissolubile con il territorio e quindi con la valorizzazione delle produzioni che vanno fatte conoscere. Si parla tanto di crisi, la crisi che attanaglia l'Italia, ecco, ma voi Coldiretti Veneto come state vivendo questa crisi? Beh, qui ci vorrebbe un convegno per spiegarlo, certo. Sì, no? Poche battute si può dire che la crisi noi l'abbiamo vissuta in maniera molto sofferta, ma siamo riusciti anche a vincerla. L'agricoltura in questo periodo, sia quella italiana ma anche quella veneta, è riuscita a crescere, di poco ma a crescere. È l'unico settore che è riuscito a investire e dove anche l'occupazione è cresciuta, poco ma è cresciuta. Quindi un segnale di vitalità, di voglia di investire, di rischiare. È uno sforzo che, devo dire, sta avvenendo non in maniera molto forte, molto marcata, ma con gradualità e notiamo che ci sono giovani che da altri settori rivengono in agricoltura e questo è un segnale molto positivo, pochi ma sono un gran bel segnale. Grazie Presidente, io la ringrazio. L'ultima domandina, ma di questa Sardegna poi che cosa ama della Sardegna lei? Io amo lo spirito, io la Sardegna la conosco molto poco, ho conosciuto il direttore scorso di Coldiretti Veneto che è stato Luca Saba, è stata un'esperienza breve purtroppo ma molto intensa, dove ho imparato ad amare e a conoscere l'orgoglio e lo spirito, il senso di appartenenza dei sardi. Ho partecipato anche, ho assistito alla cavalcata sarda l'anno scorso e per me è stato un segnale dove si percepisce veramente l'orgoglio di appartenere a questa terra meravigliosa che mi periterò di conoscere di più nel prossimo futuro. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie. Arrivederci, grazie. E noi siamo in compagnia di Luca Saba, lo ricordiamo, siamo sempre in Veneto, siamo a Mestre. Luca Saba che per 1 anno e mezzo ha lavorato qui alla direzione della Coldiretti Veneto. Sì, io sono stato sino a un mese fa, ero direttore sia regionale del Veneto che provinciale di Venezia. È stato un periodo bellissimo, ricordo con grande piacere questi momenti passati qua, questa grande carica umana conosciuta in Veneto, grande carica di competitività, di competizione, di lavoro e anche di esperienza che io
ho potuto fare in questi territori che sono, lo vorrei ricordare, la culla dell'agricoltura italiana, il Gotha, diciamo, da questo punto di vista. È la regione più ricca dal punto di vista agricolo, è una regione molto spinta su diverse produzioni agricole. Voi pensate a una parola che si sente oggi ripetere al mondo in maniera molto forte: Prosecco. La culla del Prosecco è qua in Veneto, è a Treviso, ed è stata per me un'esperienza bellissima conoscere anche l'evoluzione che ha avuto in termini commerciali di questo prodotto. Io dico, senza togliere nulla all'orgoglio della Sardegna, che però molte volte dobbiamo anche guardare quello che fanno gli altri per imparare a far meglio le cose che già sappiamo fare bene. Tra i tanti ospiti, caro Luca, che sono stati all'interno di questo speciale che stiamo realizzando qui in Veneto, l'assessore ha parlato molto bene di te. Sì. Ci avete portato via Luca Saba, mi ha detto. Ma io lo ringrazio, l'assessore Chisso, Renato Chisso, è l'assessore dei trasporti, dal quale ho imparato un pezzo della mia professione, cioè quello della rapportazione a una politica che risponde ai cittadini. L'assessore Chisso, al di là del suo partito politico, di qualsiasi partito politico potesse lui appartenere, ma è una persona che parla con la gente e dà la risposta ai cittadini. Lui è il fautore di quello che è conosciuto oggi come un'opera incredibile, che è il Passante di Mestre. Io ricordo che sino a 2 anni fa, per poter passare questa colonna, diciamo, che va verso Trieste dalla zona di Padova, si facevano anche 9 ore di fila. Lui nel giro di 4 anni è riuscito a far appaltare e realizzare un'opera straordinaria di 30 km e a far costruire dagli agricoltori un'opera che è chiamato Passante Verde, cioè un parco che costeggia questi 30 km di autostrada e che hanno realizzato nella sua complessità gli agricoltori veneti, e che stanno cercando di valorizzare non solo in termini di viabilità e di mitigazione, diciamo, delle opere che hanno naturalmente distrutto quello che era una parte del patrimonio del territorio, ma non solo quindi hanno creato una cosa bella, ma hanno anche creato degli itinerari nei passaggi che ci sono sotto l'autostrada perché si potesse fruire in maniera eccezionale questo territorio. Ecco, tu sei ritornato, dopo 1 anno e mezzo di lavoro in Veneto, sei ritornato alla direzione della Coldiretti Sardegna da pochissimo. Ecco, cosa hai imparato, cosa hai portato via poi dal Veneto fino alla Sardegna? Se dovessi dare un aiuto, una risposta o raccontare la mia esperienza di imprenditori agricoli sardi, è quella di grandi lavoratori che sono qua in Veneto e della grande caparbietà di non mollare mai. Anche di fronte ai problemi loro non mollano, ma guardano sempre avanti. È impressionante pensare a buona parte degli imprenditori agricoli di 60 anni che a quell'età, piuttosto che dire vendo tutto, dicono ancora che stanno cercando di acquistare i terreni. È una cosa che in Sardegna funziona al contrario. I nostri imprenditori purtroppo dicono ai loro figli di non rimanere in agricoltura perché purtroppo in agricoltura non abbiamo reddito in Sardegna. Ecco, quello che vorrei portare insieme a questo è uno scatto d'orgoglio di tutti gli imprenditori agricoli sardi. Noi abbiamo le capacità di fare le cose come le fanno loro, nello stesso modo, perché abbiamo ottimi prodotti e ottime capacità di farlo e anche la stessa testardaggine. Quello che ci manca è la caparbietà di andare oltre, di avere la competizione, quella competizione che c'è qua, di non mollare mai. Ecco, questa cosa, se dovessi riuscire a trasferirla ai miei imprenditori agricoli, sarebbe la cosa più bella che io posso portare dal Veneto, perché è un qualcosa che tenterò di affrontare anche nel mio futuro come direttore, quella di non mollare mai sulle cose e sui problemi che affronto.